Benvenuti allo Stato dell'Arte, incontri per un futuro della cultura padovana. Sono qui oggi con Antonio Panzuto. Antonio Panzuto che è un personaggio di quelli che a Padova non hanno bisogno di essere presentati, quindi mi trovo anche un po' in imbarazzo. Eh, Nasce come architetto, ha una laurea in architettura allo UAV a Venezia, però appena laureato decide di fare il clown. Sembra strano, ma è così e diventa anche veramente bravo, perché sei stato uno anche dei clown, diciamo, migliori, dei giovani clown migliori, hai vinto anche dei premi, so che mi hai raccontato. Sì, E ti sei iscritto e hai frequentato l'École Nationale du Cirque di Enni Fratellini a Parigi. E poi però la tua vita cambia e dall'89 praticamente cominci a fare lo scenografo e anche l'autore teatrale. E cominci con, tra l'altro, con un autore padovano, Vasco Mirandola, quindi con lo spettacolo Max a sì, fare le sì, scenografie. sì. Dopodiché è un susseguirsi di spettacoli, di mostre, di spettacoli come scenografo, spettacoli come attore anche, quindi che non saprei neanche io che cosa citare. Prima gli ho comunicato anch'io questo piccolo imbarazzo che ho. E però quello che posso sottolineare è invece che hai vinto come miglior scenografo italiano il premio nel 2016, le maschere del teatro per la scenografia del deserto dei Tartari, quindi un grandissimo riconoscimento. E invece per quanto riguarda la tua carriera artistica, mi piace ricordare nel 2016, dello stesso anno, la mostra di pitture, sculture e scenografie che hai tenuto alla Galleria Civica Cavour a Padova, con un ottimo risultato anche non solo di critica, ma anche di pubblico. Ma non finisce qui. Antonio Pezzuto è anche docente, è un aspetto a cui tiene anche molto. Sei stato per anni e lo tornerai ad essere docente di teatro di figura all'Accademia di Belle Arti a Verona. Hai tenuto laboratori alla DAMS di Padova di arti performative e sei ancora tuttora coordinatore per la parte diciamo, della scenografia al liceo artistico Pietro Selvatico, di cui anche parleremo poi anche in seguito. Sì. Quindi hai una personalità artistica assolutamente multiforme. È difficilissimo poterti definire in qualche modo. Scenografo, sei attore, sei pittore, sei autore, sei scultore, cioè sei tutto. Ma c'è un fil rouge che unisce tutti questi vari aspetti della tua attività? Beh, il fil rouge è un po' diciamo la pittura è il fil rouge. A Mm. me, io sono nato pittore, io adoravo chiudermi in cantina quando ero adolescente e ancora piccolo e dipingevo in una cantina, mia più grande passione. Scrivevo biglietti dappertutto, tutte le parti, in cui scrivevo Van Gogh, amico mio, Monet, ti adoro, ed ero alla cantina Belle piena. compagnie però, eh? Sì, sì. Picasso, tutti i libri di Picasso me li guardavo, ma devo dire adesso ho uno studio molto grande, bello, sono Molto felice di bello. averlo ed è identico alla cantina. I miei passi sono stati questi. Mi sono ingrandito Eh. la cantina, ma in fondo quindi il fil rouge è un po' questo, la mia storia è questa. È un po', devo dire, ricordo spesso quello che ho letto che diceva Fellini di se stesso, ogni film è una stagione della mia vita, ogni spettacolo è una stagione, io nelle mie scenografie, quando posso, spingo e butto dentro il mio immaginario, che sono le mie pitture, i miei disegni, e cerco di farli adeguare alla drammaturgia, però in fondo è questo, ogni spettacolo, gli spettacoli per ragazzi che faccio, quelli di teatro di figura anche per gli adulti, sono queste stagioni e mi piace continuare a dirlo perché non ho ho una personalità che è abbastanza unica, che è quella, una strada. Poi si differenzia perché anche la vita ti chiede ti dà delle occasioni e le prendi, capisci? Cioè Certo. allora la strada a volte è indicata anche dalle occasioni.
non c'è assolutamente, come dire, una predisposizione che io voglio fare quello per forza. Certo, ho studiato architettura e tra l'altro mi sono laureato con una tesi sulla scenografia, quindi un po' la strada era quella. Beh, quella. Hai capito? Certo. Quindi, e anche lo scenografo su cui ho lavorato era un pittore Ah, ottocentesco, e io più ci penso, più in fondo credo che insomma la strada pittorica era un po', era un po' inquadrata, segnata, no? certo. Segnata, sì. Ma senti, essere scenografi teatrali soprattutto oggi è decisamente diverso da quando hai cominciato. L'ho citato Sì, prima, nel sì, sì, 1989, sì, il tempo ne è un po' sì. passato. Ma cosa è cambiato nel frattempo? Sicuramente la tecnologia, però che è diventata estremamente più complessa e offre moltissime Sì. opportunità rispetto al passato. Però nel contempo c'è anche una situazione economica decisamente più problematica, con budget che nel teatro sono sempre più ridotti, mirano al risparmio, insomma lo sappiamo. Sì. Com'è che è andata un po' in questi 30 anni? Ma infatti ti dico, è chiaro che le difficoltà si sommano alle difficoltà. Il teatro in fondo è sempre stato considerato una parte della cultura un po' relegata, hai capito? E questo per chi ci lavora all'interno è una sofferenza che poi con questo periodo del Covid è ancora non aumentata e Certo. scoppiata ancora di più. Però è chiaro che i cambiamenti sono stati fortissimi, la tecnologia, come abbiamo visto aumentare dai cellulari che si esplode in questo modo, che dei cambiamenti da un giorno all'altro nell'ambito del teatro è stato lo stesso. Noi adesso usiamo dei proiettori che non si usano, che una volta fino all'altro giorno usavamo proiettori, videoproiettori con delle lampade, adesso sono a laser. È tutto un Certo. altro mondo e la definizione diventa sempre più complessa, più elaborata, però diciamo che il progetto architettonico, se vuoi chiamarlo, per ritornare a quello che dicevi prima, ma il pensiero non è cambiato, cioè il progettista deve prima di tutto lavorare dal punto di vista intellettuale. Questa cosa qui è quello che io insegno anche ai Certo. ragazzi quando faccio il corso, però tu puoi usare tutta la tecnologia che vuoi, ma l'elaborazione mentale è fondamentale e questa non è cambiata, anzi, Anzi, anzi. diventa ancora E io primaria spingo quasi. molto nella mia, quando faccio la mia didattica su questo, cioè ricordiamoci che abbiamo le mani e tutto nasce da qua. Certo, le mani servono anche per usare il computer, ma fondamentalmente creano. E allora io per esempio lavoro moltissimo sulle proiezioni, però io mi progetto prima di tutto il lavoro e lo costruisco anche con dei modellini e se un giorno mi vieni a trovare, come dicevamo prima, vedrai che cosa vuol dire progettare un modellino in scala e poi lavorare sulla tecnologia proiettando su questo modellino gli effetti che tu desideri avere. Allora capisci che ci vogliono tutte e due le cose. È un po' come dire, c'è da una parte abbiamo l'istinto che ci spinge, che è una cosa, una forza irrazionale che ci spinge ad andare soprattutto nel lato artistico, da un altro però c'è anche la coscienza di sapere che quella cosa va costruita in quel modo, e anche dal punto di vista intellettuale conoscere l'artista, conoscere il testo di cui stai lavorando. E È allora queste fondamentale. cose io credo che siano la principale fonte per una creazione artistica, in particolare il teatro. Il teatro Beh, è una sintesi, è una grande sintesi di arti ed è un grande lavoro collettivo e questo è un esempio anche importante, diciamo, di vita perché cioè, lavorare in gruppo che è poi è quello fondamentale. che ti insegnano ad architettura. Sì, Adesso, certo. ogni tanto mi viene in mente le domande che ci siamo fatti l'altro giorno, no? E in fondo è vero, il lavoro d'equipe e la capacità di relazione è molto molto importante. Allora io posso usare tutte le tecnologie che voglio, ma se ho dei collaboratori che sono più bravi di me, li faccio lavorare loro. Questa è un po' anche la mia politica, non è che voglio accentrare mai, lavoro spesso con, adesso l'equipe ultima con cui sto lavorando sono un gruppo di tecnici del Teatro Stabile di Verona,
c'è un grande feeling. Se io chiedo una cosa, so benissimo a cui riferirmi, non vado ad accanirmi io a cercare io di costruire un video quando so che uno lo può fare meglio di me. Però hanno una fiducia, come dire, rispetto al progetto artistico grande nei miei confronti, allora c'è un grande scambio, ecco. Beh, ci vuole anche una grande affinità alla base, sì, senza diciamo che il quella non teatro di oggi è soprattutto questo, è soprattutto quello. collaborazione tra tecnici e collaborazione tra artisti, e questa fusione, se la sai fare a livello tecnico, puoi veramente avere risultati bellissimi. Tu ti ricordi che mi avevi parlato quella volta della scenografia che hai visto in Piazza Il Portello Sì, del certo. Sonno in mezz'estate di Shakespeare? Ecco, questo ti fa capire, cioè io il mezzo tecnico, cioè non l'ho neanche usato, non No, sono no, stato infatti capisci? è stata Cioè una io cosa incredibile quella, ho veramente. Cioè, pensato il progetto in studio, potevo anche seguirlo io, invece mi sono affidato a due tecnici, uno più bravo dell'altro, e il risultato è quello. è stato Certo incredibile. che tu devi avere, come dire, la visionarietà e Sì, devi immaginarlo prima, chiaro. certo. Allora, tu prima citavi i tuoi modellini, e io i tuoi modellini, tra l'altro, li ho visti, Ah, ma sì, forse nella perché mostra lì. nella mostra c'erano. E Sì, una cosa che mi ha molto colpito, allora, il modellino di per sé, se uno lo vede, sembra quasi un teatrino da sì, bambini, tra virgolette, no? Cioè bisogna capirlo, contestualizzarlo, eventualmente usare le luci, sì, le certo, false luci di certo. scena per capirla meglio. E ti chiaramente però dimostra uno spazio, cioè dimostra come viene interpretato uno spazio sul palcoscenico. Bene, lo spazio, l'avevamo anche già detto, per uno scenografo è la materia prima con cui lavora. Com'è il tuo spazio? Lo spazio di Antonio Panzuto, nel Sì. teatro ovviamente. Diciamo che i palcoscenici hanno tutti la stessa dimensione. È difficile, c'è qualcuno più grande, e la media è come quello del palcoscenico, per esempio, dello Stabile del Veneto. Certo. Ecco, quindi non mi posso affidare a uno spazio che è una scatola nera, semplicemente. Diciamo che lo spazio è uno spazio immaginario, è uno spazio in cui devi avere, come diceva la patafisica, è lo spazio delle soluzioni immaginarie, cioè devi avere la capacità di risolvere dei problemi che vengono raccontati nel testo, che raccontano le drammaturgie dei vari spettacoli, e risolverli in uno spazio che deve essere assolutamente immaginario, cioè devi far entrare la persona che guarda in un altro mondo, perché se tu gli fai capire che quello spazio ha 10 metri di larghezza, 8 di altezza e 10 di profondità, è un errore. Cioè lui, ed è questa la bellezza del teatro ottocentesco, quando si apre, come diceva Wagner, il sipario e il golfo mistico comincia ad aprirsi, è un entrare dentro te stesso. Ognuno di noi, quando guarda uno spettacolo, in fondo ritorna a guardare dentro se stesso. La bellezza dell'apertura del sipario è proprio questa. Allora, io credo che io come scenografo devo avere come dire, questo valore, aprire lo spazio immaginario di chi guarda, dargli Ma una soluzione. e con i registi come alle volte il regista, cioè tra regista e scenografo ci deve essere ovviamente uno scambio continuo di idee anche per le soluzioni da Sì. adottare. Com'è un po' il tuo rapporto con i registi? Beh, allora lavoriamo moltissimo con i registi, molto dal punto di vista di preparazione, di studio. Si lavora all'inizio moltissimo sul testo, proprio Mhm. lo spezzi, lo rompi, lo ricostruisci, fai delle proposte, e poi è ovvio che è una questione di feeling e di relazione. A volte si rompe, a volte perché non è facile, ci sono anche, come in tutti i campi, gelosie reciproche, Vabbè, certo che non è assolutamente facile, non è assolutamente facile, ho avuto anche i miei problemi durante tutti questi anni, ovviamente, beh, però credo tutti diciamo, comunque gli scenografi abbiano problemi simili, cioè è una cosa ma sì, è normale, voglio normalissimo, dire. insomma, in tutti gli ambienti di lavoro si creano difficoltà, però ci sono anche dei momenti bellissimi, e una cosa bella è il momento dello spettacolo della prima, in cui veramente allora lì senti la forza del gruppo, forse i momenti più belli sono proprio questi, la sera della prima, e in fondo questi mesi qua che abbiamo passato
tutti quanti, quando abbiamo ricominciato a lavorare al Teatro Stabile di Verona, che in questi giorni abbiamo fatto uno spettacolo nuovo, tutti quanti abbiamo detto che bello respirare Di il nuovo. velluto rosso e la polvere del palcoscenico, perché in fondo è una droga, insomma, ecco. Posso immaginare. Senti, un'altra cosa che ho notato come presenza significativa nella tua produzione sono le sculture, sia nella scultura ma Sì, anche nella scenografia e anche come nei tuoi spettacoli come autore, è la presenza delle macchine sceniche molto importanti anche da un punto di vista dell'occupazione dello spazio. Come le consideri queste macchine? Sono degli attori protagonisti all'interno del teatro, dello spettacolo o cosa? sì, allora diciamo che una volta davo più spazio all'idea della macchina, Mm. pensando alle macchine inutili di Bruno Munari, no? Sì. Che in fondo sono molto diverse da quelle che faccio io, però ero affascinato da questa parola, la macchina inutile. Infatti il fatto del ribaltare un motore di una lavatrice che funziona per fare un'altra cosa, per creare altri movimenti. Ultimamente mi sono un po' allontanato da questo sistema della macchina in questo senso qui, elettrica, motorizzata, eccetera, ritornando a una cosa molto più semplice. Però è chiaro che per me il teatro ha il fascino, il stesso proprio palcoscenico è una macchina. L'ultimo lavoro che abbiamo fatto, Jezabel, che ho fatto di scenografia, Mhm. era una grande macchina in movimento perché gli attori, il palcoscenico era vuoto e gli attori, quando avevano necessità di entrare in un ambiente, avevano l'oggetto che gli cascava dall'alto Mm. come un'apparizione, per esempio una sedia, una porta, un fondale, e scompariva dopo, rimanendo Ah, sollevato a mezza altezza. Alla fine dello spettacolo, pur avendo il palcoscenico vuoto, tutti gli oggetti rimangono sospesi e tra l'altro una cosa venuta quasi distinto, con un movimento leggerissimo come dei pendoli, per cui si mhm. creava una situazione di una suggestione fortissima ed era tutta una macchina scenica. Nei miei spettacoli invece che faccio di teatro di figura, gli oggetti sono in fondo delle marionette, sono Mm. degli alter ego a volte, oppure a volte sono proprio degli attori, perché essendo anche da solo come manovratore, ho necessità di avere un conflitto, uno scambio. Allora, quello che forse hai visto nella mostra a Padova della Galleria Cavour erano delle macchine legate allo spettacolo Notizie straordinarie da un altro pianeta. Sono delle Certo. marionette che invece di muoversi verso l'alto con i fili si muovono in orizzontale. Allora, per farle muovere in orizzontale, avevo creato insieme al regista, che è diciamo, la persona con cui lavoro sempre da anni, che si chiama Alessandro Sandro Tognon. Toglion. Mhm. Ecco, e con lui abbiamo creato questo sistema per cui attraverso dei fili avevo creato dei ritorni e avevo la capacità con una mano di tirare una marionetta davanti, con l'altra di farla tornare indietro perché il filo la tirava indietro con una serie di ritorni e con altri sistemi facevamo muovere un braccio oppure quelle erano delle macchine da guerra, avevano la possibilità di muovere dei fari, eccetera. Insomma, è anche un modo per far abitare una scenografia, un luogo, hai capito? Quindi io mi sono sempre un po' tirato indietro come attore, non mi sono mai Mm. considerato molto, a parte il periodo del clown in cui avevo questo così, però ne ho sempre avuto un po' paura. Allora è un modo anche per essere in scena, però nascondersi, se vuoi, tra virgolette, dietro a degli oggetti, siccome mi piace crearli e in fondo eh, hanno questa forza del movimento, della lentezza, della manovrabilità, insomma, mi sembrava, e anche da questo punto di vista, sono anche in fondo un po' timido in scena, per Mhm. questo come scenografo funziono insomma, di più, questo è il mio pensiero. Beh, non a caso come clown avevi una maschera dietro cui nasconderti, Sì, sì, infatti, scusa la infatti, infatti. timidezza. E Sì. poi va bene, il circo all'epoca era, diciamo, una,
una passione giovanile che io legavo a delle visioni come i personaggi felliniani, avevo questa poetica, e in Francia lo è ancora, perché anche, cioè, adesso mi sono letto da poco la vita di Beckett. Beckett passava le giornate ad andare al circo a Parigi, e io avevo un po' questa visione. Dopo torni in Italia, ti scontri con una realtà che è quella del carrozzone, che è completamente diversa, e lì mi sono detto, cioè, io leggo il giornale e in mezzo a una banda che non sa neanche dove stanno, ho detto no, non è la mia vita. Non è la tua Però vita. in fondo Beh, fa parte è stata comunque. un'esperienza fantastica, questo sì. Sì, sì, si Ho capisce. 26 anni, sono stato Vabbè. bellissimo. Senti, abbiamo parlato, li hai citati spesso i ragazzi, i giovani, Sì, e sì, nel tuo ruolo di insegnante, di formatore, hai contatti continui con ragazzi e bambini anche, sì, quindi di sì. età diverse. Tra parentesi, non limitandoti agli spettacolini, quelli così da mettere in scena a fine corso, tanto per far contenti i genitori, ma invece con anche produzioni di un impatto notevolissimo. L'hai ricordato tu prima, Il sogno di una notte di mezz'estate, l'anno scorso è stata una cosa fantastica, ma anche come impatto sulla città, queste proiezioni in piazza Portello, sulla Porta Ognissanti, una porta del 500 che diventa un altro mondo completamente Sì, diverso, sì, senza sì. far niente se non usare dei proiettori. Beh, è stato incredibile. Poi devo dire, i ragazzi sono stati bravissimi, Bravissimi, oltretutto, sì, sì, veramente, sì. molto al di là Però della vedi, loro lì si è età. formata una bellissima situazione al liceo selvatico, perché non so se è merito mio, merito degli altri, ma la forza della collaborazione è stata è la base di questo. Cioè, allora c'è Ignazio La Zizzera, che è un insegnante bravissimo, che ha fatto teatro a suo tempo e che sa come prendere i ragazzi. Le insegnanti con cui io lavoro sono un'equipe formidabile, e quindi va bene, io do un input, devo dire, viene subito messo in pratica, è la situazione migliore per un artista. Chiaramente ho insistito, ho tutto, cioè, tutto un mio sistema perché le cose possano funzionare. La scuola ha investito perché ci sono stati spesi veramente soldi che normalmente nessuno, però è una scuola d'arte, e il Bisogna, preside è stato gentile, di una disponibilità infinita. Allora, se la situazione è così, i le risultati cose possono vengono. funzionare. Non è che sempre sia così. Ho No. fatto anche altre esperienze in questo campo e poi sono sempre andato via. Voglio Beh, dire, in questa però, situazione qua eh, si è creata una forza e soprattutto una grande intelligenza collaborativa. Nessuno ha mai messo in dubbio il lavoro. L'anno scorso abbiamo fatto il lavoro su Leonardo da Vinci, sì, certo. che è stato dalla parte dei ragazzi di una partecipazione commovente, commovente, e non hanno perso una lezione, siamo andati avanti fino alla fine, nonostante ci fossero delle difficoltà. Devo dire, l'idea era abbastanza chiara fin dall'inizio e abbiamo perseguito quella. Poi lì c'è anche, cioè abbiamo avuto anche fortuna, esperienza e tutto quello che vuoi, però i ragazzi non sono così leggeri come sembra. Se No, tu gli no, sai dare, se sai aprire le porte, è una questione di porte aperte. Adesso io, per esempio, c'è un ragazzo, che non dico il nome, così, che al liceo in questi giorni con il Covid, facciamo lezioni a distanza, non lo vedevi neanche, si svegliava alle 10:30, ma io sono sicuro che lui aveva una capacità enorme. Gli ho dato 2 input importanti di quello che lui aveva fatto dal punto di vista del sogno, eccetera. Mi hanno detto che ha fatto un esame splendido ed ero convinto che lo facesse, però devi metterti in gioco, aprire le porte e poi soprattutto essere dalla loro parte. E invece con i bambini è diverso. Con i bambini è più, devi entrare nella forma del gioco, il gioco è il loro sistema di relazione, e quindi ha una serie di regole, che però è gioco, quindi Il non gioco. devi. Il lavoro che abbiamo fatto da poco, l'Iliade, che è un lavoro incredibile sulla guerra, quindi voglio dire, il tema è tremendo, e poi quando leggi l'Iliade parlano solo di corpi ammazzati, teste Sì, tagliate e questo.
preso dal punto di vista del gioco, è stato molto forte, molto intenso, e i ragazzi sono venuti a vederlo qua in studio, cioè con i genitori, poi portavano gli amici, è tutto un continuo. E se Bello. io ho lavorato sulla registrazione delle loro voci come colonna sonora, Mhm. e quindi loro si sono sentiti, se io sbagliavo una parola di quello che avevo registrato lo sapevano a memoria. Cioè loro sapevano che quella frase loro l'avevano letta in quel modo, non potevo ingannarli. Ecco, un'altra cosa che non devi fare con i bambini è ingannarli, cioè nel senso che devi essere... Vabbè, comunque, essendo stato Eh, clown, sapevo questo sì, meccanismo. beh, ti ha Cioè, è aiutato un un po'. modo di essere bambini, in fondo, sai, è così, è l'età più bella della vita, e perché mollare? No, no, hai ragione. Senti, invece chiudiamo con una considerazione. L'attuale stato dell'arte, del teatro, sappiamo, è drammatica, no? Secondo te, quali prospettive potrebbero esserci per una ripresa? E da parte tua, nonostante la situazione, l'hai anche un po' accennato, hai dei progetti per la prossima stagione? Parlavi di Verona anche. Sì. Dunque, è chiaro che è un momento drammatico, perché forse per il teatro non poteva succedere una cosa peggiore, cioè e soprattutto il fatto che non sai se si riaprono i teatri e quando, Mm. E per come? dirti le stagioni. Io adesso avrei già avuto una serie di date già pronte per il prossimo autunno. Avevo uno spettacolo importante su Beckett, che abbiamo già lavorato 2 mesi da inaugurare a fine ottobre a Roma e a Siena. È saltato, è stato spostato di un anno. Per noi artisti sono momenti convulsi, capito? Però Certo. eh, l'esperienza mi insegna, anche leggendo la vita di tanti artisti, che insomma non abbiamo scelto questo lavoro sicuro per vivere No. di denaro, ecco, anche se è fondamentale. Per quello che penso io, non ci sono delle soluzioni, e non ho delle soluzioni, perché è tutto legato veramente a quello che può succedere, ed ovviamente noi dobbiamo rispettare i problemi che sono nati, e le difficoltà che ci sono. Certo. Certamente il teatro deve cambiare un po' ottica. Un errore che fanno la maggior parte dei teatri, come nei teatri stabili in particolare, è che si pensa poco agli artisti e ci sono troppi organizzatori. E questo è un errore gravissimo, lo vedo nel teatro stabile nostro. Non è possibile che ci sia un teatro che abbia 50 organizzatori e poi gli artisti non si sa cosa e quando lavorano. Devi lavorare con gli artisti. I finanziamenti del Ministero servono per creare opere d'arte. Chiamiamole opere d'arte, chiamiamoli spettacoli, e non servono per mantenere 50 persone che fanno l'ufficio stampa o questo o quello. Cioè tu lavori sullo spettacolo, sulla produzione, sulla qualità e sull'opera. Lavori sul testo di Shakespeare perché Shakespeare è un artista. Tu vivi perché c'è stato un artista che si chiama Samuel Beckett. Tu vivi perché c'è stato un artista che si chiama Pablo Picasso. Quindi voglio dire, Certo. su questa cosa ce ne dimentichiamo. Allora io ritornerei a lavorare con gli artisti, perché gli artisti hanno la possibilità di avere delle idee, e dopo il teatro ci costruisce attorno il suo spettacolo. A Verona, in fondo, ho trovato un terreno fertile in questo senso qui. Il direttore Paolo Valerio rispetta il mio lavoro, ci rispettiamo a vicenda, è un bravissimo manager organizzativo e si lascia andare agli artisti, li fa lavorare. Avrà tutti i suoi difetti come tutti Beh, gli umani, però diciamo c'è una bella base di lavoro, e anche tanti teatri che funzionano. Vedo il Teatro Stabile di Torino, che ha un regista a cui danno fiducia, Valerio Binasco o altri grandi teatri. E, diciamo c'è un errore di molti stabili e teatri grandi, quello di rinchiudersi nella loro struttura organizzativa. Questo non può essere. Devi aprire il capisco. teatro, devi partire dall'artista. Dopo, questo lo dice un artista, per forza tiro acqua al mio mulino, ma io sono convinto, perché la gente va a vedere gli spettacoli in teatro degli artisti, non va a vedere quello che fanno un organizzatore, il manifesto e tutto quello che c'è dietro, capisci? Certo che è una macchina, è un'industria, e quindi vanno rispettate le regole, vanno rispettati le persone che ci lavorano dentro, ma questo non vuol dire
Allora, Sì, ci siamo un non po' capisco. dimenticati che, diciamo, i finanziamenti ministeriali servono soprattutto perché si creino opere d'arte. Questo No, per ma me rimane importante. lo capisco perché è un po' anche da parte mia, lo penso, sono abbastanza sulla tua linea anche per altri aspetti della cultura, dove i finanziamenti, più di qualche volta, non vanno tanto alla realizzazione dell'opera in sé o Certo. della cosa in sé da realizzare, quanto in tutto un apparato Eh sì, gestito, cioè l'aspetto gestionale diventa addirittura eh sì, principale rispetto preponderante. a tutto il Ma sì, resto e non non- sempre va bene. Ecco. ma infatti, però, diciamo, abbiamo una storia che ce lo racconta. Michelangelo si è dipinto come una tela di sacco nel giudizio universale, non Certo, aveva una lira. certo, Adesso questo non certo, sì. per fare retorica, No, no. ma dopo aver studiato Leonardo da Vinci tutto l'anno scorso, cioè ragazzi, l'Italia vive di Leonardo da Vinci, Esatto, cioè il turismo vive di Leonardo da esatto, Vinci, di un esatto. artista solo. Noi potremmo vivere solo di Leonardo da Vinci. E invece guarda quanti altri artisti abbiamo, cioè, pensati. Senti Antonio, io ti ringrazio tantissimo, continuerei senza limiti, ma purtroppo i limiti ci sono. No, ti ringrazio Dio della gentilezza Ringrazio tutti i nostri ascoltatori e spettatori e vi saluto rimandandovi alla prossima puntata dello Stato dell'Arte. Arrivederci a tutti.